l'ex fidanzata Irina Bacalli incinta, sesto mese senza alcuna pietà. Oggi in aula bunker a Mestre la conferma della condanna definitiva a 30 anni di reclusione per l'assassino. In lacrime la mamma di Irina dopo la lettura della sentenza. Finalmente, ha detto la donna, giustizia è stata fatta per mia figlia. Sono stati bloccati dai carabinieri di Limena gli sciacalli che avevano razziato nella casa di un'anziana morta qualche giorno prima. Il furto era stato messo a segno a Santa Lucia di Piave. Interviene il presidente del Veneto Zaia sulla polemica tra Salvini e Di Maio sui termovalorizzatori. Dove non si differenziano i rifiuti, dice, è una strada obbligata. Fratture industriali governo, nuovo attacco degli imprenditori di Treviso e Padova, parole durissime dal presidente vicario Maria Cristina Piovesana. Giornata importante per Vittorio Veneto, inaugurata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Dopo 40 anni i pompieri tornano in città. La segnalazione di alcuni residenti a Santa Maria del Rovere: da 4 mesi un semaforo non funziona e nessuno si è ancora presentato per rimetterlo a posto, costante pericolo per i pedoni. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Lo avete dunque sentito dai titoli: uccise l'ex fidanzata Irina Bacalli, incinta al sesto mese senza alcuna pietà. Oggi in aula bunker a Mestre la conferma della condanna definitiva a 30 anni di reclusione per il suo assassino. Sentiamo. Reagisce così Galia, la mamma di Irina Bacalli, alza ripetutamente i pugni al cielo in segno di giustizia compiuta. Ha appena saputo che resterà 30 anni in carcere l'assassino di sua figlia Irina e del bimbo che portava in grembo. Oggi la conferma della condanna in aula bunker a Mestre. Così i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Venezia hanno confermato la condanna decisa in primo grado per Mikhail Savciuc, oggi 20enne moldavo, per il quale non è stato concesso nessuno sconto di pena. Sì. Motivi abietti, l'approfittamento delle circostanze di tempo, l'ora di notte, la posizione isolata, eccetera, lo stato di gravidanza della vittima, che è il movente profondo di tutta l'azione, insomma, liberarsi del bambino. Aveva 6 mesi il bimbo che portava in grembo Irina, 20 anni, anche lei moldava, uccisa il 19 marzo dell'anno scorso a Vittorio Veneto, strangolata e poi colpita in testa con una pietra, il corpo abbandonato in un bosco. Oggi in aula toccante l'arringa del legale della sua famiglia. La scienza dice che un feto in gravidanza dopo 2 mesi è completamente formato. Il feto che aveva Irina in grembo aveva 6 mesi. Io non dimenticherò mai le foto che ho visto dell'autopsia, perché quelle parlano, ripeto, più di 1000 parole. All'epoca dei fatti il killer confessò solo dopo qualche giorno e soltanto perché messo sotto pressione degli inquirenti. La sentenza di oggi ha confermato anche le previsionali decise in primo grado, ovvero 200.000 euro per la mamma di Irina e 80.000 per la sorella Cristina. E se in aula oggi l'assassino ha fatto scena muta, per lui ha preso parola il suo legale, che ha annunciato ricorrerà in Cassazione. Sì, perché è proprio il disposto della legge che è assurdo, in quanto con l'abbreviato o danno 30 o devono dare 20, non è possibile dare una pena intermedia e quindi evidentemente hanno ritenuto di confermare. Ed ora invece le toccanti e struggenti reazioni della mamma di Irina al termine del pronunciamento della sentenza. Giustizia, ha detto, per mia figlia è stata fatta. Yes, 30 anni a un criminale, assassino. Oh, sono contenta. Guarda, sono contenta. Grazie, Speriamo grazie. Che le nostre anime si dà la faccia. Grazie mille. Sono contenta. Grazie, che ha fatto la giustizia bene. Grazie mille. Accoglie tra le lacrime la sentenza che condanna in secondo grado all'assassino della giovane figlia Irina, incinta al sesto mese di gravidanza. Galia, la mamma, in compagnia della sorella Tamara, che in quest'ultimo anno non l'ha mai lasciata sola, abbraccia e ringrazia tutti coloro che l'hanno seguita nel suo dramma anche in aula bunker e piange per la figlia Irina. È un pianto di liberazione che arriva dopo un'attesa di oltre 1 ora e mezza di Camera di Consiglio. Ringrazio tanto ai giudici che ha fatto un bel lavoro. Ha fatto la giustizia per la mia figlia. Grazie. Grazie di cuore a tutti.
Il suo è un pianto per una figlia che nessuno potrà mai restituirle e un'innocente nipotina a cui il padre non ha neanche permesso potesse aprire gli occhi e venire alla luce. È dura per una mamma, è dura. Un dolore indicibile questo per un genitore che ha perso tragicamente un figlio, un dramma che nessun vocabolario al mondo ha saputo tradurre in una sola parola, al pari di quando si perde una persona cara, come un marito, una moglie o un genitore stesso, perché è un dolore contro natura, ci dice mamma Galia, raccontandoci chi fosse la povera Irina. Irina voleva fare la sua vita, voleva avere il suo lavoro, la sua famiglia. La Irina non pretendeva niente da me. Guarda che era una brava ragazza, una che si alzava dalla mattina, lei lavorava barista nel hotel Città di Conigliano, si alzava dalle 5 mesi solo che deve andare a lavorare per un po' di spiccioli, ma per lei era contenta, sai. Era contenta che lei si dedicava da fare. Continuiamo ora con la cronaca. Sono stati bloccati dai carabinieri di Limena in provincia di Padova gli sciacalli che avevano fatto razzia in una casa di un'anziana morta qualche giorno prima. Il furto era stato messo a segno a Santa Lucia di Piave il 21 di agosto. Non era passata nemmeno una manciata di giorni dal funerale dell'anziana, quando i ladri avevano fatto irruzione portandosi via non solo diversa merce come elettrodomestici, televisori, ma persino il cibo ed anche l'auto della donna. La mattina seguente le figlie si erano accorte di quanto accaduto. Al dolore per la scomparsa della mamma anche il dramma di vedere violata l'abitazione ed i ricordi rimasti. Poi la denuncia ai carabinieri. Un atto vile e ignobile, aveva commentato il sindaco di Santa Lucia di Piave. Un furto abbastanza brutto, nel senso che è indegno in una casa in cui recentemente era scomparsa una persona anziana e quindi hanno rubato una macchina. A distanza di 3 mesi da quel giorno i carabinieri di Limena nel Padovano hanno fermato 2 persone. Si tratta di un cittadino di nazionalità francese di 57 anni e di un tunisino di 37 anni irregolare in Italia. E proprio il sindaco aveva detto allora: bisogna avere certezza della pena. Se vengono presi non rischiano assolutamente nulla in Italia, lo sanno benissimo, se ne fregano, prendono in giro le forze dell'ordine, prendono in giro per i cittadini, e chi ha il potere e il dovere di cambiare le regole prende in giro noi cittadini, perché sono anni che se ne parla ma non mi pare che ci sia una maggior severità. I 2 si trovavano a bordo della Peugeot 206 dell'anziana rubata nella casa. Sono stati bloccati dai militari e denunciati a piede libero per ricettazione. Dalla Spagna a Padova per essere distribuita in varie province del Veneto, soprattutto a minorenni. I carabinieri di Venezia hanno smantellato una banda di trafficanti. Operazione Indoor, un anno di indagine da aprile 2017 ad aprile 2018 che ha portato i carabinieri di Venezia ad arrestare 20 persone su 41 indagati, di cui 3 in carcere, 9 ai domiciliari e 6 con obbligo di dimora per traffico internazionale di stupefacenti in concorso. 10 italiani e 10 di origine moldava, ucraina e albanese. Un'operazione che praticamente ci ha consentito di debellare, di sgominare un gruppo criminale che importava quantitativi di sostanza stupefacente, sia marijuana che hashish, nelle province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza. Tutto il Triveneto praticamente veniva rifornito attraverso 2 canali di approvvigionamento che facevano riferimento alla Spagna. In Spagna infatti la produzione era considerata di alto livello. Da Almeria a Malaga poi lo stupefacente veniva dirottato tramite autobus nel Padovano. Tutto è partito da sequestri di marijuana effettuati anche nei pressi delle scuole dalla polizia locale di Mira, che è stato fondamentale, e dai carabinieri della tenenza locale. La cosa che ci ha più allarmato, preoccupato, e diciamo che per dare giusto merito da dove è partita l'indagine, diciamo che la segnalazione è venuta dalla polizia locale di Mira, che ci ha offerto una grande collaborazione, una grande sinergia, e da lì noi l'abbiamo sviluppata. Nel corso degli arresti eseguiti all'alba anche in Austria e Spagna, oltre che nelle province venete interessate, sono stati sequestrati circa 40 kg di stupefacente, a fronte dei 200 intercettati nel corso delle indagini. È stato eseguito anche il sequestro preventivo, misura che si sta rivelando sempre più efficace.
un rilevante risultato anche con il sequestro per equivalente di beni, cioè questa grossa batosta che gli diamo dal punto di vista patrimoniale, che forse è veramente la parte più significativa di questa operazione, un'operazione che consentirà di togliere a queste persone, complessivamente sono 41 gli indagati, quasi 1 milione di euro perché è stato quantificato sostanzialmente per ognuno di loro quanta sostanza stupefacente hanno venduto e quindi per lo stesso importo dovranno restituire allo Stato. Diverse le modalità di approvvigionamento nel territorio veneto. Tra i tanti un 24enne di Selvazzano Dentro nel Padovano, residente nel Veneziano, non avendo la patente si riforniva di 5 o 6 kg di stupefacente alla volta per poi trasportarlo in taxi. In 6 mesi avrebbe avuto un utile stimato pari a 160.000 euro. Ed ora invece parliamo della bozza dell'autonomia che arriverà questa sera in Consiglio dei Ministri, l'annuncio del Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani. Questa sera in Consiglio dei Ministri farò questo, chiederò ai colleghi, i colleghi che non hanno ancora dato un riscontro, che lo diano, perché i tempi ormai sono assolutamente certi e dobbiamo assolutamente arrivare a una conclusione. Il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani è pronta a portare alle 19:30 in Consiglio dei Ministri la bozza dell'intesa sull'autonomia. Intorno allo stesso tavolo quei ministri del Movimento 5 Stelle che avevano chiesto degli approfondimenti sul documento. È ora quindi di dare una risposta anche da parte di questi ministeri alla bozza di proposta. Sarà l'occasione dunque per un confronto e per ottenere quelle risposte non ancora arrivate. La politica deve dare una risposta a quella legittima richiesta che è stata avanzata da milioni di cittadini in sede di referendum. Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle è chiaro, l'autonomia si fa, ha chiarito il Ministro. Una proposta per l'intesa c'è, è già stata preparata, l'abbiamo già preparata insieme con il governatore ed è stata sottoposta a tutti i ministeri. Interviene il presidente della regione Luca Zaia sulla polemica tra Salvini e Di Maio sui termovalorizzatori, dove non si differenziano i rifiuti, dice è una strada obbligata. Raccolta dei rifiuti, il modello trevigiano e veneto fa scuola, ma dove non si raggiungono i livelli di differenziazione degli scarti come avviene qui non c'è alternativa ai termovalorizzatori. Il presidente del Veneto Luca Zaia si schiera al fianco del ministro dell'Interno Matteo Salvini, secondo cui per risolvere il problema cronico della Campania va aperto un impianto in ogni provincia, passo che la Marca non ha dovuto compiere grazie proprio al percorso verso la differenziata spinta. Io sono artefice di quel modello, noi abbiamo chiuso tutte le discariche e fatto un accordo con i cittadini. La raccolta differenziata, Treviso supera l'85% di raccolta differenziata, abbiamo chiuso le discariche. Bisogna spiegare ai cittadini e anche ai partenopei che fatto 100 il rifiuto, se tu differenzi l'85% ti restano ancora 15 kg, quei 15 kg o li metti in discarica o li bruci, ma a me risulta che in quella regione non si facciano questi numeri di raccolta differenziata, per cui la termovalorizzazione è sicuramente la soluzione nel momento in cui c'è il rifiuto e non fai la raccolta differenziata. Alternative non ce ne sono e ciascuno deve prendere atto dello stato del proprio territorio. Quanto allo scontro tra Salvini e l'altro vice premier Luigi Di Maio, su questo terreno Zaia non drammatizza. Lo scontro immagino sia più giornalistico che altro. Io penso che Salvini non abbia detto assolutamente un'eresia, ha fatto un ragionamento logico. Se non fai differenziazione, se non arrivi all'85%, vuol dire che il 100% qualcuno te lo deve smaltire, l'unico smaltimento è bruciare. E a proposito di raccolta rifiuti e di inceneritori, abbiamo sentito Franco Zanata, presidente di Contarina. Il nostro modello è un orgoglio soprattutto per i trevigiani e ha un ritorno in termini di economia. È il modello Treviso, quello della raccolta differenziata puntuale, portato come esempio a livello nazionale ad entrare a gamba tesa nella discussione politica all'interno della maggioranza di governo. Ne aveva parlato ieri anche il senatore trevigiano pentastellato Gianni Girotto. Una soddisfazione per Contarina, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti e della loro trasformazione. Ci fa piacere di essere citati come esempio da prendere per altre realtà.
Io credo che il primo soddisfazione sia per i nostri cittadini. Un orgoglio per l'azienda e per i cittadini, un impegno che ha un ritorno in termini di economia circolare. Abbiamo proprio verificato in questi giorni che la tariffa che noi applichiamo è del 40% inferiore alla media nazionale. L'esempio è quello di portare la raccolta differenziata all'85% come è nel nostro territorio, sapendo che questo ci consente poi di utilizzare il materiale che viene differenziato per riciclare. Il rifiuto secco non riciclabile rappresenta il 15%, ma anche in questo caso, spiega Zanata, stiamo lavorando con progetti di recupero per ridurre ulteriormente questa percentuale. Il modello, aggiunge poi numero 1 di Contarina, è quello di valorizzare la materia restituendo alla comunità valori in termini ambientali ed economici. Gli amministratori che hanno fatto la scelta di non costruire inceneritori nella nostra provincia è legata al fatto che hanno messo in piedi un sistema di raccolta differenziata. Frattura industriali, governo, nuovo attacco degli imprenditori di Treviso e Padova, parole durissime dal presidente vicario Maria Cristina Piovesana. Sentiamola. No ai populismi di smaccata matrice elettorale, no a una classe politica improvvisata e senza dignità. Parole di fuoco non le manda certo a dire Maria Cristina Piovesana, il presidente vicario di Assindustria Veneto Centro, la compagine degli imprenditori trevigiani e padovani. Una picconata da chi di picconate in passato contro la classe politica ne ha già espresse e che testimonia la frattura sempre più ampia tra una buona fetta di industriali del nord-est e governo. La nota infuocata arriva nel pomeriggio e parte da una prima considerazione. Non è vero, scrive Piovesana, come vuole l'interpretazione politica oggi prevalente, che il popolo ha sempre ragione e va comunque assecondato nella sua volontà. Non è naturalmente in discussione il principio democratico sancito dall'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, ma Piovesana pone l'accento sulla seconda parte dell'articolo, una sovranità che il popolo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. In altre parole, prosegue, la nostra Costituzione chiarisce che la sovranità popolare è comunque soggetta a dei limiti, limiti che la propaganda politica di questi mesi sembra ignorare o disconoscere. Insomma, continua, nella Costituzione l'interesse della nazione deve prevalere sull'interesse della base elettorale di questa o quella forza politica, esattamente il contrario di quanto oggi vediamo. Poi la seconda bordata. Per anni sono stati attaccati i professionisti della politica, ma credo che la politica abbia bisogno di professionalità, spiega Piovesana. Deve certo rinnovarsi, ma soprattutto tornare ad attrarre le persone migliori che la nostra società può esprimere. Persone che abbiano esperienze, competenze da mettere a disposizione della collettività. Non improvvisati quindi, ma in grado di meritare il rispetto per l'alta funzione alla quale sono chiamati. E chiude con la necessità di restituire alla politica quella dignità che oggi, dice, risulta gravemente compromessa. Ricostruire una classe politica e un metodo politico che siano capaci di interpretare la volontà del popolo, ma senza limitarsi a subirla. L'appello è abbandonare comportamenti faziosi, di conflittualità permanente, di rancore sociale, di egoismo personale che sembrano essere, chiude, l'unico alimento di cui si nutre e di cui è capace la modesta politica di questi nostri tempi. Parole durissime, parole di imprenditori sulle barricate. Montagna bellunese devastata dal maltempo, mentre continua il lavoro del commissario per l'emergenza Zai, arriva un riconoscimento importante, la nomina del comandante interregionale Dattilo a capo nazionale dei Vigili del Fuoco. La madre dei gracchi, direi, ecco i miei gioielli. Dattilo è uno dei miei gioielli. Dalla nuova sede del distaccamento di Vittorio Veneto arriva la notizia che sarà proprio un veneto, un padovano, l'attuale comandante interregionale Fabio Dattilo, il nuovo capo nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo annuncia dal palco il sottosegretario all'interno Stefano Candiani, determinato a esportare a livello nazionale l'efficienza dimostrata dal dirigente anche durante la drammatica emergenza maltempo nel Bellunese. È stata una conferma, vorremmo ovviamente fare sempre delle valutazioni a prescindere dalle situazioni di emergenza. Devo dire che nella gestione dell'emergenza che abbiamo visto effettuata in Veneto si è riconosciuto un modello di efficacia che veramente vorrei vedere nel resto d'Italia. È una grande responsabilità e un grande onore nello stesso tempo di rappresentare i Vigili del Fuoco e di rappresentare il Veneto a Roma, perché abbiamo avuto momenti difficili ma abbiamo dato un esempio grandioso.
La montagna devastata rimane in primo piano, il commissario per l'emergenza Zaia non si stanca di parlarne, l'attenzione deve rimanere alta, i numeri sono impressionanti e servono a far capire l'entità di un disastro immane. Abbiamo circa 10 milioni di metri cubi di tronchi. Se voi pensate, è come se noi decidessimo di mettere questi tronchi e stenderli per 1 metro di spessore in un prato, ci servono 1000 ettari per stendere tutti i tronchi. Necessario avere uomini sul territorio per far fronte a eventi meteo sempre più estremi, fondamentale rimpolpare gli organici. Questo governo, il sottosegretario, ne è illustre rappresentante, ha deciso di portare in finanziaria l'aumento dell'organico di 1500 uomini. Io spero che un po' di questi 1500 uomini, e immagino di sì, saranno dedicati anche alla nostra regione, ma è un bel segnale, dopo anni e anni nei quali non si decideva nulla, adesso finalmente si parla di 1500 vigili del fuoco in più. Dal sottosegretario infine un elogio ai bellunesi colpiti dal maltempo. Chi si piega dopo una catastrofe soggiace, chi si rialza dall'idea proprio che non c'è niente che possa fermarlo, e questo è lo spirito che vogliamo in tutta Italia. Giornata storica questa mattina a Vittorio Veneto, dopo 40 anni i Vigili del Fuoco sono tornati in città, inaugurata la nuova caserma alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, presenti anche il governatore Luca Zaia e il sottosegretario all'interno Stefano Candiani. Il nuovo distaccamento sarà anche sede del COC, il centro operativo comunale in caso di emergenze sul territorio. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, del municipio se cinta alla testa. Eccola la nuova caserma di Vittorio Veneto. Dopo 40 anni i Vigili del Fuoco tornano in città. Una cerimonia questa mattina alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose. In prima fila il presidente della regione Luca Zaia e il sottosegretario all'interno Stefano Candiani. Un appuntamento tanto atteso, 40 anni, da 40 anni non mancavamo dalla città di Vittorio Veneto. Finalmente siamo rientrati in città e volevamo festeggiare adeguatamente questo evento. Un evento importante, una vittoria, spiega il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Questo ci consente di effettuare la nostra attività di soccorso tecnico urgente, non solo di soccorso tecnico urgente ma anche di prevenzione incendi e di diffusione della sicurezza, della cultura della sicurezza in modo più idoneo. Il distaccamento di Vittorio Veneto, oltre 2 milioni di euro il costo dell'opera, serve il territorio delle Prealpi Trevigiane, un bacino di 70.000 abitanti ed una superficie di 300 km², territorio questo caratterizzato da rischi di carattere idrogeologico e sismico. Da sempre i Vigili del Fuoco sono sinonimo di sicurezza e in questo luogo facilmente raggiungibile, dal quale facilmente si possono raggiungere molte zone del territorio e la popolazione si sente indubbiamente più sicura. Fra l'altro è vicina anche all'ospedale, vicina ai comandi della polizia stradale, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, e quindi abbiamo in qualche modo, grazie alla intelligente opera delle amministrazioni che si sono succedute, costituito una piccola cittadella dell'emergenza. L'emozione davanti all'inno Piave cantata dal tenore Francesco Grollo. Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi canti il 24 maggio. S'udiva intanto dalle amate sponde, sommesso e lieve il tripudiar dell'onde, e un presagio dolce e lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Parliamo del CUP di Asolo, risolto il problema dopo il blackout telefonico di ieri che aveva bloccato l'attività. Per nostra fortuna la Telecom e la GPI sono riusciti a sistemare il tutto, per cui la linea è stata ripresa e per cui ci scusiamo ancora con gli utenti per questo inconveniente, ma da oggi in poi, da adesso in poi tutto funziona, la gente può chiamare tranquillamente il CUP.
Dunque ripristinata la normale attività al distretto di Asolo dopo il guasto telefonico che l'Uso 2 in una nota aveva segnalato al centro unico di prenotazione. Restano però i disagi vissuti dagli utenti che per tutta la giornata di lunedì hanno tentato invano di prenotare un esame, un accertamento, una visita specialistica. Per questo noi dovremmo ovviamente diffidare Telecom e GPI per questo, in modo tale che questo non succeda più. Sono stati gli stessi utenti ad avvertire l'uso del guasto, ha spiegato Benazzi, che ha aggiunto: non siamo stati avvertiti del problema, e così per il futuro il direttore generale dice: spero che la prossima volta Telecom ce lo dica subito. Ed ora una delle tante vostre segnalazioni ad Antenna 3 a Treviso. Da 4 mesi un semaforo non funziona e nonostante i solleciti ancora nessuno si è presentato per rimetterlo in funzione, con un costante pericolo per i pedoni. Ne ho fermati due donne anziane sugli 80 anni, le ho fermate dall'altra parte della strada. Hanno rischiato l'investimento queste due anziane che stavano passando sulle strisce di questo incrocio perché il semaforo non segnava più il rosso. Siamo a Santa Maria del Rovere, il quartiere più popoloso di Treviso, con i suoi 15.000 abitanti, e questo è l'incrocio principale, all'ombra del campanile, con tutte le attività commerciali attorno. Semafori fondamentali sia per i veicoli che per le biciclette e soprattutto per i pedoni, che però in una delle 4 strisce pedonali non funzionano da oltre 4 mesi. È spento, lo si vede che è spento. Da quanto tempo è che mancano le lampadine? Come minimo 4 mesi. E lei insomma dice... Sono andato a protestare presso l'assessore, come non avessi parlato. Ecco, invece adesso si è acceso, è diventato verde. Verde, solo il verde, per cui il giallo e il rosso non esistono. Che una lampada con il tempo si brucia è normale, sottolinea il signor Pravato. Quello che invece non è accettabile è l'indifferenza dei responsabili nonostante segnalazioni e solleciti. Ah sì, non vorrei dire che prendono posizione per fare queste piccole cose. Cioè sono piccole cose, per cambiare 2 lampadine non è un costo di... è anche il tempo perso, no. Non è tempo perso, insomma. No, anche perché si salvano delle vite. Si possono salvare anche delle vite, perché dopo hanno la tendenza di chiudere la stalla quando le bestie sono andate via dalla stalla. E vuoi chiuderla quando che ormai non serve più a niente, no? 4 mesi. 4 mesi. 4 mesi. Non dico altro perché sennò mi incazzo ancora di più. Questo pomeriggio nella chiesa di Sant'Elena di Silea l'addio a Caterina, mamma di Red Canzian, ha vissuto in punta di piedi, ha detto il parroco nella sua omelia. Rose bianche e rosa appoggiate sulla bara e l'abbraccio della comunità per l'ultimo saluto a Caterina, che tutti però affettuosamente chiamavano Gianna, la mamma di Red Canzian. In prima fila gli altri componenti dei Pooh, Roby Facchinetti e Stefano Dorazio. Una cerimonia semplice, così come era lei. Aveva 98 anni, una vita, dice il parroco, vissuta in punta dei piedi. Nel colloquio che ho avuto con il figlio mi ha colpito una cosa che possiamo dire, perché è bella, è quasi poetica per certi aspetti. Tratteggiando questa figura, l'espressione che mi ha colpito è quella di una donna che ha vissuto in punta di piedi. Così infatti l'aveva sempre descritta Red Canzian. Mia mamma era una persona affabile, un po' chiusa, che si è sempre dedicata alla casa e alla famiglia. Mi ha sempre amato moltissimo, viveva in mia funzione. Era la più grande fan che avevo, come lo era per tutti i Pooh, visto che gli altri avevano già perso la mamma. E su Facebook Red Canzian aveva lasciato le sue parole commosse. Comincerò a pensarti lassù col papà, ciao mamma. Questo pomeriggio l'addio pieno di emozioni e ricordi indelebili di una donna che ha saputo dare tanto, il ricordo di un sorriso che racchiude l'amore che ha saputo dare a tutti quelli che hanno avuto l'onore di poterla conoscere. Prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, torneremo a parlare del maltempo e degli alberi battuti nella montagna devastata con Emanuele Lingua, docente all'Università di Padova ed esperto di gestione delle foreste. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo.
Sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile su tutti i settori. Ampio soleggiamento sulla nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo per innocui addensamenti. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 9 e 12 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo, asciutto e stabile ovunque. Non sono infatti attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo tuttavia si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra 9 e 11 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutti i settori della nostra regione. Sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Non sono attese piogge. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.